È escluso un ritorno di Mario Mandžukić al Bayern Monaco, lo riporta il media tedesco Bild, che spiega come il club, campione di Germania, avrebbe deciso di chiudere il mercato in entrata dopo gli arrivi di Perisic, Coutinho e Cuisance. All'attaccante della Juventus avrebbe fatto piacere tornare a giocare all'Allianz Arena, dove militò dal 2012 al 2014 con 48 gol in 88 partite, ma non avrebbe accettato il ruolo di secondo piano. Niko Kovac dunque avrebbe richiesto un altro vice Lewandowski con il Bayern, che avrebbe quindi deciso di puntare sul giovane Harp. Ancora un tassello per completare l'attacco interista. Dopo aver chiuso l'ipotesi Dzeko, dopo il suo rinnovo con la Roma, l'Inter vira decisa su Alexis Sanchez. Addirittura sembra che il cileno sia stato a Milano nella giornata di Ferragosto per un incontro con la dirigenza nerazzurra. L'occasione sarebbe servita per trovare un accordo con il giocatore e ragionare anche sui termini dell'operazione da mettere in piedi con il Manchester United. Per arrivare al calciatore si parla di un prestito con il club nerazzurro che pagherebbe non più di 3 milioni di euro di ingaggio, mentre la squadra inglese penserebbe al resto dello stipendio. L'agente del cileno nelle prossime ore in Inghilterra cercherà di trovare l'intesa definitiva con i Red Devils. La speranza è che si possa chiudere entro la prossima settimana. Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso della RAI in merito alle partite della Champions League del prossimo biennio. La TV di Stato aveva posto l'accento sull'accordo tra Sky e Mediaset, che ha garantito al Biscione la possibilità di trasmettere in chiaro alcune partite della massima competizione continentale per i prossimi 2 anni. La RAI dovrà inoltre coprire le spese legali di Mediaset e Sky. La Pay TV satellitare era uscita dal contratto con la RAI a causa delle mutate condizioni del mercato dei diritti TV dopo l'entrata in scena di DAZN, rinunciando all'opzione che avrebbe permesso alla RAI di continuare a trasmettere una gara di Champions League fino al 2021. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il reclamo nei confronti di Mediaset e definito insussistenti i presupposti che avrebbero giustificato un provvedimento urgente. Toto Wolff, team principal della Mercedes, teme il ritorno prepotente delle Ferrari alla ripresa del mondiale di Formula 1. Dopo la pausa si correrà il Gran Premio del Belgio a Spa e poi in Italia a Monza, dove la rossa può sfruttare la sua maggior potenza massima. Hanno un motore molto potente, andranno molto forte nei prossimi appuntamenti, ha spiegato Wolff. La Mercedes, in ogni caso, non resterà a guardare passivamente in attesa dei prossimi eventi. Per noi saranno sfide difficili. È per questo che continueremo a lavorare anche durante questo break, proprio per risolvere i problemi che ci rendono meno competitivi in circuiti del genere.